abbiamo Vincenzo Saccà, poi abbiamo Sonia Bombin e Alfonso Corraducci. E Sonia veramente alla fine. Ok. Quindi Alessandro, Vincenzo, Alfonso e Sonia in ordine. Posso, Presidente? Allora. Ciao a tutte e ciao a tutti. Sono Alessandro della comunità Genova Valpolcevera, consigliere nazionale uscente e per vostra e mia fortuna non più rieleggibile, perché ho già compiuto 2 mandati e quindi lo statuto non lo prevede. Innanzitutto voglio ringraziare il Presidente per la sua relazione completa, profonda sia nell'analisi che nelle riflessioni su un futuro possibile. Rileggendola, ho ritrovato in essa i presupposti e i requisiti per usare uno sguardo di speranza, che guardi lontano e provi a generare futuro. Grazie. Non voglio aggiungere ad essa mie particolari considerazioni, ma voglio fare risonanza, quindi riproporre la lettura di 2 brani, 2 aspetti di quanto Massimiliano ci ha già proposto nella sua relazione che voi avrete letto più volte. Uno è sullo sviluppo, che secondo me interpella le comunità. L'altro invece è sull'unitarietà della persona, che invece riguarda ognuno di noi. Li ho trovati particolarmente utili per continuare a costruire un MASCI concreto che possa incidere sulla realtà circostante. Faccio parlare quindi la relazione. Dal paragrafo il MASCI oggi in questo tempo. Le comunità nascono con un innesco virtuoso. Sappiamo che lo sviluppo è competenza delle regioni e queste devono pianificarlo con costanza e con precisione, ma non basta. Ogni comunità può e deve sentirsi coinvolta in questa impresa, anche se sono troppo poche quelle che si pongono questo obiettivo. Anzi, in alcuni casi, la nascita di nuove comunità è vista da quelle esistenti come un'azione concorrenziale. Le nuove comunità riescono a nascere generalmente quando si riesce a identificare un innesco virtuoso, che può essere rappresentato da qualcuno che ci mette il cuore oltre che la testa, che si sente chiamato a questo servizio e che riesce a considerare questa fase generativa come una vera missione. O ancora, l'innesco può essere rappresentato da un'esperienza più o meno lunga di servizio, assieme, che coinvolga anche emotivamente, o l'organizzazione di un anniversario o di un particolare evento, o ancora lo svolgimento di un servizio prolungato. Tutte cose che alla fine lasciano la sensazione dell'incompiutezza, della voglia di continuare almeno a vedersi. La ricerca dell'innesco è il compito di ogni comunità. Può e dovrebbe prendersi ogni comunità questo compito, sia esso attraverso le persone, sia attraverso alcune attività o alcuni servizi. E la Regione potrebbe e dovrebbe agevolare questo processo. Questo sullo sviluppo. Invece il secondo pezzo di relazione che volevo riproporvi è da segni condivisi per costruire il domani. Il coraggio di cercare l'unità. Abbiamo visto che il nostro tempo è segnato dalla frammentazione in se stesso. Diviso tra 1000 impegni, l'essere umano rischia di vivere frammentato in se stesso. Diviso tra 1000 impegni, ruoli, aspettative. Ci capita di sentirci come se fossimo tante persone diverse in una sola giornata. Lavoratori, genitori o nonni,
amici, persone impegnate a servire, cercatori di svago, credenti o... Ma chi siamo veramente? La realtà che viviamo ogni giorno ci interpella profondamente, non è neutra, non ci lascia indifferenti, ci provoca, ci sfida, a volte ci mette alla prova, ma sempre ci chiama. Viviamo in una società che spesso ci spinge a separarci dentro, a mostrare una faccia in pubblico e un'altra in privato, a pensare una cosa e a farne un'altra, a dividere ciò che sentiamo da ciò che facciamo. Vivere l'unitarietà della persona significa avere il coraggio di non vivere a pezzi, ma in modo integro e autentico. Significa riconoscere che tutte le dimensioni della nostra persona sono legate tra loro e chiamate a camminare insieme verso la pienezza. Vivere l'unitarietà della persona significa anche cogliere dai diversi stimoli della realtà e dalle diverse vie che ci interpellano una sintesi per poter camminare in una direzione chiara. L'unità non presuppone la perfezione, ma la coerenza. Grazie dell'ascolto e buona strada. Salve, sono Vincenzo Sancaso, consigliere nazionale uscente. Il pensiero va a tutti, però permettetemi di cominciare con un pensiero speciale per una persona che si chiama Michele Pandolfelli, che proprio 3 anni fa a Lucca ha lasciato il suo incarico di responsabile della comunicazione, dopo forse neanche 15-20 giorni è salito in cielo. Michele, ti vogliamo bene. Detto questo, non ho preparato un intervento, però mi ha suscitato un paio di riflessioni da quello che ha detto il Presidente. Allora, una cosa che vi chiederei di condividere con me è l'elogio della fatica, perché la fatica è una cosa che ci accompagna in continuazione. La fatica di aver scritto quella relazione, la fatica di questa assemblea, la fatica di essere masci, di andare nel di comunità, la fatica di fare le cose, la fatica del coraggio, cioè questa fatica che tante volte interpretiamo come qualche cosa da tenere distante. E invece io penso che la fatica, dico, e spesso in molte parti delle relazioni la fatica di leggere, sono 40 pagine, troverete che la ritrovate spesso questa parola, perché è una parola che ci accompagna, che se vissuta però con amore, se spinta dall'amore, questa fatica può diventare anche gioia, anzi è gioia. E per la gioia che secondo me è importante portarsi sempre dentro, è importante ecco, scansare questa fatica e viverla con gioia, perché secondo me è proprio quella che può cambiare le cose, che può cambiare il mondo, che può far sì che le cose avvengano, perché senza la fatica le cose non avvengono. La seconda riflessione che volevo fare con voi è sull'identità del movimento, del nostro Masci. Che vuol dire questo? Cioè, noi, adesso non vedo più Francesco Scoppola, però possiamo rassicurarlo che non siamo la quarta branca della GESCI, non siamo neanche la quarta branca della GESCI all'interno del Masci. Non siamo scout o post-scout, ma siamo adulti che vogliono vivere l'esperienza scout con il loro sistema di valori. Questo perché praticamente da un dato di fatto, che noi siamo, dico, che circa 3.000 persone, il 50% circa, del nostro movimento, 6.000 persone circa, dico, non sono scout, non sono stati scout, ma hanno scelto di vivere la vita secondo il sistema dei valori dello scoutismo. Hanno scelto di vivere, dico, dando un senso alla loro esperienza, hanno scelto di vivere vivendo in comunità, perché da soli non ci si salva. Hanno scelto di vivere, dico, il fatto di essere sempre in continua formazione, quindi continuamente di esplorare cose nuove, di conoscere realtà nuove, di esplorare, di arrivare a frontiere dico, mai arrivate. Questa è la nostra identità.
Questo fa la differenza e il Masci siamo tutti noi. Grazie. Buonasera a tutti, sono Alfonso Corraducci del Pesaro I, unico gruppo Masci di Pesaro, e sono contentissimo di essere qui perché sono grandi momenti di ricarica questi per me. Poche parole, la relazione che ha fatto il Presidente Massimiliano questa sera, così breve, me la sono bevuta quasi tutta, ho avuto qualche cedimento dovuto alla stanchezza del viaggio. Ma la relazione, quella che lui ha scritto, va proprio studiata. C'è tanto lavoro dietro, c'è tanta riflessione sul nostro movimento e quindi è giusto che sia motivo di riflessione in tutte le comunità. La mia comunità è molto anziana, io faccio molta fatica a viverci, però mi rendo conto che ha fatto un percorso enorme in questi anni, è riuscito a costruire tantissime cose e queste cose rimangono nei nostri cuori, ma anche nelle nostre memorie. Io devo un grande grazie al Masci perché vengo dalla Gesci, dove sono stato per molti anni capo, e in Agesci ho vissuto l'esperienza dei campi Bibbia, una invenzione di Agnese Cini, che è stata capo fondatrice della Gesci insieme a Bruno Tonini. Ecco, questi campi per anni hanno allietato la Gesci, poi la Gesci improvvisamente li ha in qualche modo soppressi, ma questo fa parte delle vite delle associazioni. Il Masci da tanti anni fa dei campi Bibbia bellissimi a Figline Valdarno, in Toscana, e recentemente, da 2 anni, in qualche meccanismo che mi sfugge, ma me li ha fatti fare anche a me e ad Alessandro Bedini e a padre Massimiliano Carminati a Frontino. Non siamo stati tanti perché la casa non accoglie molti, ma questa esperienza in un ambito di chiesa così affaticata dal tempo, così delle volte vuota quando ci si volta dietro, è un'esperienza bellissima e il Masci ha consentito questo dono. E io trovo che sia un dono bellissimo e che ha saputo farlo perché è molto più giovane delle persone partecipanti. Quindi grazie Massimiliano per il tuo bellissimo servizio. Che bello vedervi da qua. Mi sembrava che questo fosse veramente il momento più opportuno, non solo per dire 2 parole sulla relazione di Massimiliano, ma anche per venire a esprimere dal past president, che conosce appunto quelli che sono i tempi, le preoccupazioni, la fatica che c'è a questo servizio. Veramente un grande ringraziamento al Presidente Massimiliano Costa, al Segretario Mimo Cotroneo, al Consiglio Nazionale e al Comitato Esecutivo. Al Presidente in modo particolare per questo servizio svolto, ma soprattutto in questi 6 anni per la relazione che ci ha presentato. Una relazione che non è un documento asettico, ma è, a mio avviso, il riflesso di un cammino condiviso, fatto di ascolto, fatto di presenza, fatto di ricerca e di senso. Direi che ha quasi l'odore della polvere dei passi di questi 6 anni. 5 punti in modo sintetico che così mi sono rimasti un po' impressi. Il primo è comunque che c'è questa visione profonda della realtà, cioè una relazione veramente offre uno sguardo ampio, capace di leggere il mondo, il paese, la Chiesa. Il brusio, vi ringraziamo tutti di cuore. Ecco, una cosa. La seconda cosa è, nel frattempo che Massimiliano presenta il patto comunitario, vi chiediamo di iscrivervi, chi vuole poi procedere alla discussione, vuole fare qualche intervento, in maniera che poi riusciamo, una volta che abbiamo il numero delle persone che vogliono in qualche modo intervenire, anche ottimizzare il tempo che abbiamo a disposizione. Grazie. Scusa, non so. No. Dicevo, il patto comunitario, voi sapete che l'attuale patto comunitario, non quello che andiamo a votare, ma quello che è in vigore oggi nel Masci, ha 25 anni. E
nell'ultimo triennio, dopo l'Assemblea di Lucca, dopo che si è approvato il nuovo statuto, ci si era chiaramente posto il tema, ma il MASCI di oggi è ancora quello di 25 anni fa? Probabilmente no. Sono cambiati 7 presidenti degli Stati Uniti d'America, sono cambiati decine di governi in Italia, è morta la regina Elisabetta, cioè di tutto è successo nel mondo, e noi avevamo il patto comunitario che esprimeva l'identità di un MASCI di inizio del millennio. E allora ci siamo giustamente tutti nella riflessione posti come rendere il patto quell'accordo che rispondesse ad un MASCI del presente, ma nello stesso tempo che fosse capace di interpretare quelle idee, quell'idealità, quella identità che il movimento stava assumendo nei confronti non solo di noi adulti scout che siamo aderenti e soci, diciamo, ma anche nei confronti dell'uomo e della donna del nostro tempo, cioè delle persone esterne. Quindi l'idea era quella non solo di attualizzare il patto, ma di scrivere un documento che potesse essere espressione dell'identità del MASCI e potesse essere la carta di identità quindi da presentare anche all'esterno. Quindi doveva essere snello, accogliere un po' tutto, non essere un articolato, tante cose. Il Consiglio nazionale ha fatto qualche riflessione al suo interno, ha nominato una commissione, un gruppo di lavoro che era guidato da Anni Perale, che ringrazio davvero a nome di tutti per il grande lavoro di raccordo che ha fatto in questo tempo. E poi invito Anna a fare il primo intervento dopo di me, perché così dà anche un po' il senso del percorso che abbiamo fatto, e con una serie di interlocuzioni che ci verrà ben richiamata abbiamo prodotto questo documento che abbiamo inviato a tutte le comunità alla fine di luglio. Ma prima era stata inviata una bozza, poi è stata inviata la stesura finale, è stata inviata a fine di luglio perché tutte le comunità avessero tutto il tempo di rifletterci su. Comunque è stampato, no, sul giornalino che è dato in cartella. No? Quindi un patto che aveva l'ambizione di rispecchiare quello che siamo tutti noi oggi, ma di orientare anche l'identità del MASCI al di là di noi iscritti, al di fuori di noi stessi. Quindi il senso, il significato profondo del patto non è come forse veramente è stato detto, perché abbiamo cambiato lo statuto dobbiamo cambiare anche il patto. Non c'è una relazione tra uno e l'altro. Nel nuovo statuto abbiamo messo che il MASCI si dota di un patto comunitario che esprime il sentire comune e il cammino che fa il movimento, perché nel vecchio statuto non esisteva. Il patto comunitario era un documento che dal 72 ci tiriamo dietro e l'abbiamo cambiato 3 volte nella nostra storia, nel 72, nell'86, nel 2000 e oggi, però non era codificato. Nell'ultimo statuto l'abbiamo codificato come necessità di una identità del MASCI e poi però potevamo tenerci anche il vecchio. No, abbiamo detto la nostra identità, siamo cresciuti in un certo modo, vogliamo esprimerla e quindi l'abbiamo espressa con questo nuovo patto. Quindi io auspico che ci sia la discussione. Perché lo votiamo? Sì, perché mi è stato chiesto anche questo. Ho cercato di motivarlo nella lettera che ho mandato a tutti. Perché lo votiamo con un'unica votazione e non a pezzetti o con singoli emendamenti. Il patto ha una sua configurazione unitaria, quindi è evidente che non poteva essere spezzettato qui e lì. Abbiamo guardato anche un po' la nostra storia ed è sempre stato votato con un'unica votazione. Anzi, nell'ultimo patto c'era la possibilità, non c'era nemmeno il dibattito. Ogni segretario regionale aveva l'opportunità o meno di esprimere la dichiarazione di voto della sua regione, diciamo.
Noi abbiamo ritenuto invece importante che ci sia oggi il dibattito, se necessario. Magari qualcuno anche non condivide in alcuni tratti o apprezzarne di più altri, però è importante il voto unico, perché se si frammenta, non è un articolato di uno statuto, di un regolamento che se si toglie un articolo, un comma o l'altro si può sostituire, si può cambiare, ha un'accezione organizzativa diversa. Il patto, se è l'identità di una persona, in questo caso di un movimento, ha una configurazione omogenea. Se noi lo frantumavamo, rischiava poi di venire qualche cosa senza capo coda, oppure con cose magari contraddittorie al suo interno. Quindi è importante una votazione o favorevole o contraria nella sua globalità. Questo è il motivo che ci ha portato a questo momento oggi. Grazie Maurizio. Ci sono a parte Anna che vedo, ci sono iscritti? Sì. Ci sono iscritti? Quanti sono? 6. 6 iscritti, c'è tutto il tempo per... Venite qua al tavolo e vi Io dico prosa però, devo dare per scontato il fatto è stato visto, letto, considerato, o è meglio condividerne il contenuto insieme, cioè darne una rilettura? Io lo darei per letto, ok? Mi auguro che insomma un documento così importante possa essere. Io mi chiamo Anna Perale e come diceva Massimiliano, ho coordinato la pattuglia, il gruppo di lavoro del Consiglio nazionale che ha accompagnato il percorso che ha portato alla stesura del testo che oggi andremo a valutare e a votare. Qual è il senso del mio intervento? Il mio intervento parte da una domanda che mi sono posta. Un patto, una proposta di testo che titola i suoi 3 capitoli: noi adulti scout, noi felici di servire dove la vita ci chiama, noi testimoni di speranza stringiamo un patto che quindi possiamo chiamare il patto del noi, ha avuto, punto di domanda, un percorso in cui sia stato protagonista il noi del movimento nell'avvicinarsi passo dopo passo ad una proposta unitaria, alla proposta che oggi andiamo a guardare. Ritengo che non solo dobbiamo giudicare e valutare il risultato, ma tenere conto della validità, dell'accuratezza, della congruenza del percorso che ha portato a ciò che proponiamo. Allora proviamo a ricordare molto sinteticamente le tappe di questo percorso. A settembre 2023, 3 anni fa, il Consiglio nazionale ha inviato a tutte le comunità 8 schede di lavoro con queste domande sulle quali chiedevamo un confronto allargato. Serve un patto al MASCI di oggi? Con quale linguaggio? Rivolto a chi? Con quale idea di movimento e di comunità? Come formulare una scelta scout adulta alla luce delle riflessioni emerse nel triennio precedente dal seminario sul metodo e dal sinodo dei magister? Come aggiornare quelle che nel nostro linguaggio sono diventate le 3 C, nei contenuti e nella forma? Lo scopo di queste schede di coinvolgimento era duplice: coinvolgere capillarmente le comunità nel cammino di revisione del patto
fatto anche semplicemente, dicevo nel video che proponeva questo lavoro, tirandolo fuori dal cassetto o dalla bacheca della sede. E secondo obiettivo, raccogliere indicazioni di forma e di contenuto nella prospettiva di una eventuale riscrittura. A questa fase ha partecipato con l'invio di contributi il 30% delle nostre comunità. Non sappiamo quante altre abbiano ripreso in mano il patto, se l'abbiano davvero fatto, ma il 30% ha mandato qualcosa. E sulla base delle risposte raccolte è stata elaborata prima dalla commissione ristretta e poi nella condivisione in Consiglio nazionale la prima bozza, che è stata elaborata da un percorso metodologicamente molto attento sul piano della metodologia della lettura e della scrittura collettiva, alla scuola di Don Milani e della pedagogia cooperativa. Non abbiamo saltato questa attenzione metodologica. Questa bozza, approvata dal Consiglio nazionale, è stata di nuovo restituita a tutte le comunità, dando l'opportunità, in un congruo tempo che aveva come termine il maggio del 2025, il congruo tempo di proporre a nome della comunità, quindi come comunità, non come soggetti singoli, degli emendamenti, delle proposte di emendamento puntuale al testo proposto. Entro la scadenza di maggio 2025 sono arrivati al Consiglio nazionale 25 contributi, di cui 3 da aggregazioni di comunità da 11 regioni sulle nostre 20 regioni. Sappiamo, e ci dispiace tanto, che qualche contributo sicuramente prezioso, pensato e prodotto con impegno da qualcuna delle nostre comunità non ha raggiunto i nostri indirizzi, si è perso in qualche rivolo dei percorsi associativi e ci dispiace tanto. Però con quello che ci è arrivato nei tempi che avevamo concordato, che erano legati ai tempi di elaborazione del materiale che doveva costituire il materiale preparatorio di questa assemblea, abbiamo studiato ciò che ci è arrivato, le proposte di emendamento, non ragionando strettamente da comitato mozioni, come quelle che si può costituire in un'assemblea come questa, ma da commissione e poi da Consiglio nazionale, da commissione di lavoro e da Consiglio nazionale, che mantenendo il criterio della scrittura, della lettura e della scrittura collettiva, quello che ci aveva guidato nella fase di elaborazione della prima bozza, che significava anche soprattutto salvaguardare i criteri che avevano guidato il lavoro di riscrittura sui suggerimenti delle comunità che hanno partecipato alla prima fase. Quali sono i criteri con cui abbiamo costruito la bozza nella prima e nella seconda fase? Ci è stato chiesto, quasi all'unanimità direi, di trasformare un linguaggio normativo simile statuto e connotato dall'uso dello scoutese in un linguaggio più caldo, più evocativo e argomentativo, capace di parlare non solo a chi è già dentro il movimento, ma anche a chi voglia utilizzare lo strumento del patto per conoscerci. Abbiamo scelto di avere un soggetto del patto, il famoso noi degli adulti scout, perché è il noi degli adulti scout che ha l'identità e la soggettività tale da poter stringere un patto. Un soggetto personale e comunitario. Abbiamo scelto
in questa proposta di patto di dare esplicita presenza alle radici multiple e nobili dello scautismo cattolico, da quello giovanile a quello adulto, che è l'antropologia cristiana, la visione cristiana della persona umana nelle relazioni comunitarie. Queste radici molto chiare nei primi 20 anni della vita del Masci è come se fossero state un po' messe in ombra in questi anni. Abbiamo voluto esplicitare, che fossero esplicitate e che su queste potessimo tornare a studiare, a riflettere e a ragionare sulla nostra reale identità. Abbiamo scelto di scrivere il patto non come fotografia di ciò che siamo, come fotografia dell'esistente, ma nella logica del Masci diventa ciò che sei, diventa ciò che sogni. Non fotografia dell'esistente, ma espressione della visione comune che ci chiama all'impegno per essere incarnata e realizzata nel tempo e nei contesti, nella logica dell'incarnazione di un sogno collettivo che possa durare nel tempo e spendersi nel tempo e nei luoghi diversi in cui si vive. Abbiamo scelto di esplicitare un cambiamento di paradigma sul tema del servizio. Il tema del servizio nel patto del 2000 era raccontato soprattutto come esperienza di volontariato in determinati ambiti. La città, le relazioni della famiglia e della Chiesa, il creato, il contesto, la natura. Come ricordava anche Massimiliano nella sua relazione, il cambiamento di paradigma che proponiamo è di passare da questa visione del servizio al servizio inteso come stile di vita personale e comunitario e come risposta responsabile alle chiamate che la vita fa alla nostra coscienza personale e comunitaria, che è una coscienza dialogica che richiede e motiva l'educazione permanente. È su questa coscienza che deve essere chiamata, che è chiamata dalla vita a rispondere, che si fonda la scelta da adulti di sentirci e di provare a vivere la scelta educativa per tutta la vita. Abbiamo bisogno di continuare a educarci e a educarci nella reciprocità della vita comunitaria per essere capaci di rispondere alla nostra specifica beatitudine. Noi felici di servire, noi beati perché e quando ci mettiamo a servizio della felicità dell'altro. Ora, a questa assemblea toccano l'onere e l'onore di esprimersi sul risultato di questo percorso, cominciato 6 anni fa con gli eventi che ricordavo e poi declinato in questi 3 anni, tenendo conto, come dicevo, del risultato e del percorso con cui abbiamo provato a costruire a più voci un patto che possa essere davvero il patto del noi. Grazie a tutti per quello che ciascuno di voi ha fatto per arrivare a dare questa coscienza al patto. Allora, nell'ordine abbiamo Falezza Francesco del Caldiero, poi si prepara dopo di lui Gigi Di Russo, abbiamo Alessandro Bavassano, Antonio Coccia, Marino Piazzalonga, Claudio Bissi, Mario Canuzzi e Paolo Magatti. Ce ne sono altri? No. Vuoi intervenire? Ancora lui?
Francesco? Si è messo in fila. No, già da. Già da. Ciao a tutti. Allora, ho alcune considerazioni su questo patto, su questo nuovo patto. Una si basa sui nazionalismi. I nazionalismi io li vedo come il colesterolo, cioè c'è il colesterolo buono e il colesterolo cattivo. Il colesterolo buono ci fa funzionare bene il cervello, quello cattivo ci intasa le arterie. Il nazionalismo è lo stesso, c'è quello buono come quello di domani sera, che è inclusivo, è fantastico, ci fa condividere le bontà di un territorio. Però c'è anche quello cattivo, quello dello Stato, di solito, quello che procura tanti problemi. Ecco, secondo me, quando definiamo paese, il paese può essere il mondo, l'Europa, la contrada di montagna, è divisivo dover specificare, averlo specificato. Secondo me, come nella promessa, andava meglio non specificare, cioè lasciare alla coscienza di ognuno di tenere questo nome paese che va benissimo senza dire il paese è quello lì. Secondo me lì andava fatto un altro tipo di, cioè non andava specificato, lasciato alla coscienza. Poi leggendo qua, parlando della natura, andando avanti con gli argomenti, ho visto che c'è scritto che anche le più piccole scelte personali hanno conseguenze sulla vita degli altri e sul futuro delle nuove generazioni. Cioè, io posso pensare che se faccio un falò, se faccio un'uscita tra per o se faccio una grigliata conviviale, di pensare di rovinare il futuro delle nuove generazioni, cioè un discorso del genere è un po' catastrofista, cioè io mi sento in colpa perché faccio un falò, e anche quando è stato dimostrato da ampi studi scientifici che l'anidride carbonica non ha quello che ci raccontano, questa incidenza sul clima. Il clima segue dei percorsi naturali e noi facendo questo tipo di discorso, secondo me, andiamo ad uccidere la speranza, perché dire a un giovane non accendiamo il fuoco perché sennò ti roviniamo il futuro, secondo me è un discorso catastrofista. E il positivo andrebbe fatto in positivo, cioè noi non inquiniamo, noi facciamo tutto il possibile, noi amiamo la natura, cioè il discorso per dare speranza va fatto al contrario, cioè non paventando paventando catastrofi, ma andando nel positivo, cioè quello che succederà noi ci rimediamo. E quindi altra cosa che mi ha un po' colpito, che quando si parla di modelli di vita e di convivenza è la richiesta di pieno riconoscimento e di allargamento dei diritti a chi finora si è sentito escluso. Cioè stiamo parlando cioè, di matrimoni gay cioè questo è un discorso generale, una retorica, oppure si vuole avvallare. Questo è un argomento che secondo me è molto divisivo e invece secondo me il patto deve essere qualcosa che unisce tutti e non che ci divide su opinioni diverse o su punti di vista che possono essere condivisi o meno. Controcorrente, ecco, io ho una proposta, cioè c'è scritto che si deve andare controcorrente. Io ho una proposta controcorrente, cioè
andare controcorrente oggi, secondo me, è tenere la barra dritta sui nostri valori, cioè io i valori nostri di 20 anni, di 30 anni, di 50 anni fa sono sempre gli stessi, i nostri ideali, il nostro modo di fare, di agire, cioè io sono ecologista dal 1971 quando ho fatto la promessa e non voglio cambiare stile di vita perché io voglio continuare il mio stile di vita che faccio tutto il possibile per tenere la natura più sana, più vivibile, meglio che si può. Non voglio cambiare. E nel patto vigente, cioè quello vecchio, secondo me c'è già scritto tutto, cioè tutto quanto è enunciato nel nuovo è anche enunciato nel vecchio, solo è enunciato in maniera meno invasiva, cioè meno divisiva, più inclusiva e pertanto, e tra l'altro non catastrofista, è proprio, io l'ho detto tante volte, il vecchio patto che poi è nuovo e attuale è un inno alla speranza che non trovo nel nuovo. Ecco, chiudo. Io vorrei fare una mozione di togliere dall'ordine del giorno, cioè una mozione non contro un patto o a favore, ma da togliere dall'ordine del giorno il cambiamento del nuovo patto. Non è possibile, ti dico già che non è possibile sulla base dell'articolo 43 del regolamento nazionale, che proprio perché si diceva prima il patto comunitario ha un percorso partecipativo e quindi è stato rinviato, le comunità potevano presentare tutte le osservazioni eccetera eccetera, non può essere emendato, cioè può essere però può essere votato contro, per cui non entra La mia proposta è di toglierlo non di emendarlo, di toglierlo no, non è possibile, questo non è possibile. Quello che si può fare è quello di votare contro eventualmente se si ritiene che il patto non contenga delle cose che non sono parte, diciamo così, del nostro essere. Anche perché se non viene approvato rimane il vecchio in vigore, cioè non è che rimaniamo sempre. A me piace. È così, A me piace il vecchio. Gigi Di Russo. Onesto. Hai detto la Io mi chiamo Gigi Di Russo e sono nella comunità di Alghero. Non farò un intervento sull'interno del patto perché il patto lo abbiamo elaborato, rivisto, controrivisto, per cui non va emendato. Il mio è un intervento storico, una piccola riflessione che si rimanda all'assemblea precedente, quando è stato approvato il patto precedente. Se ci fate caso, era il 2000, anno del giubileo, e lo rinnoviamo nel 2025, anno del giubileo. Ma c'è un'altra coincidenza che mi preme sottolineare. L'abbiamo approvata a Loreto, nella Basilica della Madonna di Loreto. Lo approviamo a Pompei, nella Basilica della Madonna del Rosario. E noi abbiamo iniziato il percorso di questa assemblea dedicandoci alla Madonna, che è la nostra protettrice. Quindi mi auguro che questa assemblea
che storicamente per me è la 15ª alla quale partecipo. E alle 15 assemblee ne aggiungo 4 che non erano assemblee elettive ma erano per il patto, per lo statuto, e 2 internazionali. Siamo arrivati a 19, spero di arrivare anche a 20. E quindi mi auguro che questa assemblea sia protettrice, ci affidiamo alla Madonna, e che sia procuratrice di frutti buoni per il Masci del futuro. Bellissimo! Alessandro? Alessandro. Ciao, sono sempre Alessandro, di Genova Valpolcevera. Ho avuto l'onore e l'onere di far parte del gruppo di lavoro che ha lavorato alle varie fasi di elaborazione del patto, ben riepilogate da Anna nel suo intervento. Sono testimone di un lavoro serio e approfondito, ricco di discussioni e di riflessioni, accogliente e rispettoso di tutti i contributi ricevuti. Il gruppo di lavoro, saggiamente guidato da Anna e composto da adulti scout di varia provenienza geografica con responsabilità di servizio diverse all'interno del movimento, ha sempre lavorato in un clima di condivisione, proiettato a costruire una sintesi che non fosse la semplice aggregazione dei singoli contributi, ma che si potesse articolare in un documento espressione di un sentire diffuso. Ritengo che il nuovo patto abbia mantenuto le promesse. È un documento che riesce a parlare anche a chi approccia il Masci, che riesce a trovare i nostri valori costitutivi declinati in un linguaggio più universale. È un documento da usare, specie nelle comunità, sul quale confrontarsi nell'elaborazione dei programmi e delle attività. Consentitemi di usarlo anche qui, in assemblea, riproponendo il pensierino iniziale e quello finale, che contengano e presentano in qualche modo tutto il patto. Noi adulti scout vogliamo vivere l'età adulta con coraggio, passione e senso di responsabilità, non da soli, ma scegliendo di uscire dall'individualismo e dall'autoreferenzialità, in cammino con altri uomini e donne che, come noi, si impegnano a vivere da protagonisti e non da spettatori il proprio tempo. E poi chiudiamo come noi, testimoni di speranza, stringiamo un patto. La nostra speranza, radicata in Cristo, non è un umano ottimismo, ma impegno concreto e generativo. La speranza che vogliamo testimoniare come adulti scout è certezza che tutto in Lui ha un senso. Crediamo che la buona notizia per i tempi difficili, e non c'è periodo della storia umana che non sia stato percepito come tale, sia l'invito di Gesù a leggere i segni dei tempi, a interpretarne e discernerne avvenimenti e comportamenti del tempo in cui ci è dato di vivere, per provare a riconoscere ragioni e significati di ciò che accade e a trarne risposte responsabili. Cosa mettere in atto perché il bene apra strade nuove, come dare al futuro la possibilità di essere migliore del presente e del passato. E poi, infine, stringiamo un patto perché siamo adulti scout capaci di sogni. Grazie, buona strada. Antonio Coccia.
Antonio? Sono Antonio della comunità Roma 29, giovanissima, si è appena costituita, giusto all'inizio dell'estate, quindi chiaramente non abbiamo partecipato a tutta la procedura in fondo alla quale si è presentata questa proposta di nuovo patto. Dico subito, aderiamo, la mia comunità aderisce con entusiasmo a questo patto, quindi lo voteremo con molta soddisfazione. Soltanto una notazione. Il TEC, che è stato oggetto di dibattito tra di noi, il verbo apparteniamo, appartenere, un pochino imbarazzante sotto certi aspetti, a seconda di dove viene utilizzato. Per esempio nella Chiesa si poteva dire, guardate con quale maggiore forza e bellezza, siamo membri attive, siamo operai della vigna, siamo membri attive della Chiesa, invece che appartenere. Poi l'imbarazzo più grosso invece laddove c'è apparteniamo al paese. Ora in realtà io non mi sento di appartenere all'Italia. Certo sono cittadino europeo, ringrazio tra l'altro Massimiliano nella sua relazione ha ampliato questo amore, questo affetto, questa accreditazione che noi abbiamo verso la vita di questa nostra figlia o madre, a seconda dei punti di vista, che è l'Europa. Lo dico tra parentesi naturalmente, però la parola appartenenza in un documento che è la nostra carta d'identità da mostrare all'esterno, mentre per noi certamente non è equivoca, all'esterno in questo momento storico appartenere all'Italia, capite bene che è molto rischioso, per me è addirittura brutto, proprio brutto, è inaccettabile. Mi fa male dentro, ci fa male dentro. Questa è la riflessione che abbiamo fatto in comunità. Ripeto, poi siccome il patto va votato così com'è e io ripeto, tutti i contenuti di questo patto sono entusiasmanti, lo voterò con molto piacere. Marino? Piazza Longa. Sono Marino della comunità di Venezia Ezio Grison. Tanto ringrazio il Presidente, ringrazio anche l'Assemblea, se avrà la pazienza di ascoltarmi, ma prometto solo qualche minuto. Ecco, premetto che il mio vuole essere un intervento costruttivo. Vi sono alcune osservazioni che partono guardando al percorso che è stato fatto per la stesura del nuovo patto comunitario. Premetto che voterò a favore del nuovo patto comunitario. Non lo considero il miglior documento possibile, ma a mio avviso rappresenta la fotografia di un Masci che faticosamente cerca di comprendere questo tempo in rapida evoluzione, cercando di coniugare valori, pedagogia, storie e tradizioni con le sfide e le emergenze educative attuali. Riconosco che il Consiglio nazionale e il Comitato esecutivo hanno fatto un notevole sforzo per coinvolgere le regioni e tutte le comunità, dando loro la possibilità di inviare un contributo sulla base di alcune schede, per favorire la riflessione e condivisione tra gli adulti scout e successivamente proporre emendamenti alla bozza presentata. Questo lungo processo è stato un passo avanti significativo rispetto al precedente e controverso cammino che ha portato all'approvazione del nuovo statuto e al conseguente ingresso del movimento nel terzo settore. Devo notare tuttavia che la risposta è sembrata abbastanza tiepida, a mio avviso, visto che circa un terzo delle comunità interpellate ha inviato contributi o riflessioni.
Ci si chiede se un patto comunitario approvato 25 anni fa resti ancora attuale per i 2/3 del movimento, al punto da non indicare un qualsiasi aggiornamento, oppure se la ragione va cercata in una certa passività che non sollecita gli adulti scout ad avere un orizzonte che sappia guardare ai prossimi 20 anni e non solo alle prossime attività, nella convinzione che su questi argomenti si possa sempre contare su qualcun altro. Il nuovo patto, a iniziare dall'impostazione del patto comunitario del 2000, riassume e integra le osservazioni pervenute dalla base del movimento e rielaborate in Consiglio nazionale. In questo senso descrive il MASCI com'è e come dovrebbe essere. Dal punto di vista formale il patto è ineccepibile. Ne risulta un testo ben articolato, rinnovato nel linguaggio e nell'impostazione, ma di fatto determinato dalla preoccupazione di soddisfare le aspettative di tutti anziché ipotizzare risposte profetiche ma potenzialmente divisive. Vado verso la conclusione. Vi sono affermazioni stimolanti e senz'altro da cogliere. Ne cito qualcuna: l'appartenenza alla Chiesa, al nostro paese, la fraternità scout internazionale, l'impegno politico e civile, l'impegno per la pace, il servizio come scelta di vita, la custodia del creato. Sono tutti temi che ci appartengono e hanno sempre caratterizzato il nostro essere adulti scout, seppure con accentuazioni diverse in relazione ai diversi periodi e contesti. Allora perché non immaginare un MASCI che a partire da questa storia si possa indirizzare su percorsi definiti, essere fonte per lo scautismo giovanile, valorizzare le esperienze di impegno politico, sociale e ecclesiale per farle diventare patrimonio comune, vivere un autentico scautismo, offrire ai giovani adulti di oggi l'occasione di riscoprire il valore della comunità e delle esperienze condivise. Questo pur sapendo quanto il mondo adulto sia fragile e spesso lontano da quei valori che noi diamo normalmente per scontati. E concludo, è in questo quadro di fragilità che dovremo trovare il coraggio di proporre un cammino non per un MASCI ideale o dei desideri, ma per un MASCI che tenti di dare risposte semplici ma efficaci a tanti adulti, uomini e donne, che pur avvertendo la necessità di ritrovare motivazioni che diano senso e significato alla vita, fanno fatica a intravedere in noi la speranza che vogliamo portare. Claudio Visco. Sono Claudio della comunità del Cesena di Web. Il mio intervento è tutt'altro taglio rispetto a chi mi ha preceduto. So che sono fuori tempo massimo, mi permetto di richiamare rispetto all'appartenenza al nostro paese, quindi il testo, il passaggio che dice: come donne e uomini di pace, nel rispetto e nella promozione dei diritti universali dell'uomo, ci impegniamo ad esercitare e valorizzare il nostro essere cittadini europei e estendiamo la nostra fraternità al mondo intero. Leggendo diritti universali dell'uomo con la U minuscola mi è immediatamente venuto in mente... Non si sente? Più vicino? Così si sente meglio? Allora, leggendo diritti universali dell'uomo, il mio primo pensiero è andato un po' di anni fa, nel 1789, parliamo della Rivoluzione francese. Io credo che gli estensori di questo testo invece pensassero ai diritti umani del 1948 dell'ONU. Chiederei se è possibile, so che sono fuori, di precisare i diritti umani invece i diritti dell'uomo con la I minuscola, che fa pensare. Se non sarà possibile, almeno in un'occasione di questo mio intervento, di fare a ogni comunità, ai delegati presenti di tutte le comunità e agli accompagnatori, di tenere presente questa duplicità fra un sogno che possiamo individuare nel 1789 e la visione invece che potrebbe essere questa qui del 1948. In questa dialettica molto importante, secondo me è bene che noi ci confrontiamo. Quindi, non potendo proporre, che sono fuori tempo massimo,
degli emendamenti al testo e quindi era solo un questione di riflessione. Se invece sarà possibile, con un mandato particolare dell'Assemblea, al prossimo Consiglio nazionale, questo è piccolo, è un tocco di fioretto. Un tocco di fioretto non stravolge assolutamente il ragionamento, mi pare, no? E quindi lascio... Claudio, puoi spiegare un attimo di nuovo la differenza? Allora, la differenza che io penso che gli estensori intendessero 1948. Allora, come voi sapete, se non già lo ribadisco, è stato chiesto, diritti dell'uomo e del cittadino, fra parentesi, era questa la definizione esatta della formulazione del 1789, la rivoluzione francese, penso che tutti quanti la conoscono, non so, avveniva contro l'assolutismo e quindi erano altri tempi, però... Ah no, semplicemente invece dell'uomo, i diritti umani con la U minuscola, perché com'è il testo del 1948. È una questione proprio minimale. Lascia una piccola nota come scriverlo. No, ma io credo di non poter presentare immediatamente, è solo una questione di riflessione. Non sono possibili. Prendiamo atto che non è possibile. Se è un refuso possiamo poi... Vedete voi, io segnalavo solo questo aspetto qua. Grazie dell'attenzione, buon lavoro nelle vostre comunità. Allora, Mario Canuzzi. Dunque, io non ho un testo scritto perché questo è un argomento che conosco bene, credo che conosciamo tutti bene, perché se lo vogliamo leggere nella sua interezza, probabilmente noi dovremmo partire dal Sinodo dei Magister. Dal Sinodo dei Magister dovremmo partire. Dopodiché il passaggio nello Statuto, che è un passaggio molto importante, che se voi lo leggete attentamente è quasi una musica, se non altro è musicale. Il MASCI adotta il patto comunitario che esplicita i valori dello scautismo, la pedagogia e la proposta educativa scout per adulti, che rappresenta la sintesi delle riflessioni e delle esperienze maturate durante la sua storia e che vuole unire tutti gli adulti scout e tutte le comunità in un unico sentire all'interno del movimento. Guardate che questo è fondamentale e il patto che noi andremo a votare, e noi lo voteremo perché nel Consiglio regionale del Lazio ne abbiamo fatti ben due, è stato ampiamente discusso. Mi scuso con Antonio che effettivamente è venuto all'ultimo momento e nonostante tutto avevo esplicitato bene quello che stavamo facendo. E dicevo, questo che noi abbiamo scritto così come è articolato il patto comunitario, guardate che è uno strumento estremamente importante, soprattutto se lo leghiamo alla relazione che ha fatto Massimiliano, perché guardate, come l'ho vissuta io e come l'abbiamo vissuta noi, che ci abbiamo un po' lavorato sopra e comunque l'abbiamo attentamente sviscerata la materia, nulla è a sé stante, cioè il patto, lo statuto, il sinodo, lo statuto, il patto comunitario e poi vedremo la relazione che ha fatto Massimiliano in relazione compiutamente nell'indirizzo programmatico, voi capite che è un tutt'uno, è proprio un flusso, no? Come dire, è una catena che si muove, un flusso proprio magico che si muove all'interno di un sistema sul quale avremo delle difficoltà e la soluzione delle difficoltà la troveremo negli strumenti che Massimiliano ha dato nella sua relazione, perché se andate a vedere la parte che fa riferimento
alle nuove regioni, tra virgolette nuove, ma anche alle nuove comunità e quindi al movimento, in pratica ci dice passeremo, se lo applichiamo bene, da un MASCI sommatoria di comunità a MASCI movimento con le comunità. Questo è il passaggio vero, secondo me. E se noi riusciamo in questi futuri 3 anni a costruire come segretari regionali, ma soprattutto come magister, che insieme si costruisce un percorso dove il movimento crea le condizioni per essere comunità e quindi quella comunità rinnovata, anche questo nello statuto, che ci consente di, a mio avviso, di creare nuove opportunità. Significa ampliare la nostra sfera d'azione, perché dentro ci sono le relazioni con le associazioni territoriali, perché dentro c'è il patto con la politica, il patto con la cittadinanza attiva, cioè ci sono tutta una serie di relazioni che noi prima non avevamo o avevamo in modo scordinato. Quindi i futuri 3 anni saranno importantissimi perché diventeranno proprio l'applicazione del patto comunitario e dell'indirizzo programmatico alla luce del nuovo statuto che ci inserisce nel terzo settore. Noi non abbiamo tempo, a me piacerebbe tanto parlare del terzo settore, perché secondo me questo è un altro neo che abbiamo, non abbiamo capito bene il passaggio culturale che c'è tra il MASCI di prima e il MASCI Associazione di Promozione Sociale. Probabilmente lo faremo e ci verrà fuori nell'applicazione di questo che stiamo votando, del patto comunitario e dell'indirizzo programmatico. Ma guardate che il terzo settore ha un futuro che noi dobbiamo cogliere e che in questo momento, insieme a tutto quel rinnovamento tecnologico e a questo rinnovamento sociale, ancora non abbiamo affrontato e colto, o colto e affrontato. Decidete voi quello che viene prima. Il problema è il convincimento, la convinzione che ci mettiamo su queste cose. La domanda è: quanto noi siamo convinti che questo è uno strumento vero per aprirci, per essere il MASCI del futuro? E su questo interrogativo vi ringrazio. Grazie. Paolo Magatti. Sì, scusa. No, qualcuno? Allora, ciao, sono Bruno Magatti della comunità di Como. Ambra conosce bene mio cugino Paolo, essendo stato suo docente in un corso e quindi si sovrappone. Bruno comunque, comunità di Como. Allora, innanzitutto Scout, noi siamo oggi tutti col fazzolettone, ma viviamo la vita del mondo, siamo cittadini del mondo. Quello che facciamo dentro lo scoutismo è la strada e quindi questo percorso per il patto comunitario è stata strada. Io parlo anche a nome della mia comunità, noi siamo di quel 30% che hanno lavorato prima, di quel 25% che hanno contribuito dopo, perché per noi è stato fare strada. Chiaro che nel fare strada, non solo metaforicamente ma anche concretamente, uno impara cosa vuol dire partecipare davvero. E questo secondo me è stata un'esperienza importante di questo MASCI di questi anni, forse una delle cose meglio fatte, permettetemi di dirlo. Ringrazio Anna Perale perché ovviamente lei con altri ha fatto questa fatica. Dentro questo documento però, e poi chiudo, mi piace sottolineare una parola che a me sta a cuore moltissimo, ma non è mia, di Baden-Powell.
che è la parola frontiera. È scritto in corsivo, è scritto al plurale, frontiere. Le frontiere sono quelle che tutti quanti noi nella nostra vita affrontiamo, la malattia, la vecchiaia, il figlio che decide di fare un percorso che non immaginavi che ti mette in difficoltà. Perché facciamo gli scout? Perché dovrebbe essere interessante per qualcuno venire nelle nostre comunità? Non perché noi siamo bravi, non perché siamo belli, non perché siamo buoni, ma perché siamo capaci di affrontare insieme le grandi frontiere che questo tempo ci pone. E le frontiere di questo tempo sono davvero tante, non soltanto quelle che stanno succedendo a livello, come dire, globale, ma pensate all'intelligenza artificiale che ci sta rovesciando addosso un mondo che non conosciamo e rispetto al quale siamo disorientati, abbiamo perso la bussola. Lo scoutismo è questo, solo se è questo le nostre comunità diventano affascinanti e ha senso per qualcuno dire voglio fare lo scout adulto. Ciao. No, vero, non si erano iscritti altro? Benissimo. Io voglio fare una precisazione sull'appunto di Marino Piazzalonga. Allora, io vado sempre via con la dichiarazione vocale. No, non si può più. Volevi dire qualcosa? Vado sempre via con la dichiarazione universale dei diritti umani o dell'uomo in cartellina, me lo porto via, mi può servire. Allora, la precisazione è questa. Mentre l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948 ha chiamato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ok? Quando c'è stata l'approvazione da parte del governo italiano nella traduzione l'ha chiamata Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Quindi è la stessa cosa. Okay, quindi credo che il problema non sussista, ci riferiamo a quello. Bravo Maurizio, bravo Maurizio. Fantastico. Caffè? Ok. Scusa. Ah sì, scusa, Claudio Bissi, chiedo scusa, ho fatto un po' di... Mimmo, ok. Ultimo intervento di Mimmo e poi... No, io non entro nell'argomentazione che ci ha portato al rinnovamento del patto comunitario. Noi da scout adulti non portiamo via nulla, rinnoviamo e facciamo strada sognando itinerari, diciamo così, migliori per il futuro e il nostri figli. Però voglio sottolineare una cosa importante che ha detto Bruno: partecipazione. Cioè dire, il Consiglio nazionale in questo ultimo anno e mezzo si è speso tantissimo attraverso i 10 consiglieri e i segretari regionali a portare avanti un percorso condiviso. Noi abbiamo fatto diversi passaggi non nelle regioni, perché si sa, nelle regioni c'è chi partecipa, c'è il magister, che poi il magister può avere la sua parola e non la parola della comunità, ma noi abbiamo dato il patto comunitario, le bozze di patto comunitario a tutte le comunità, a tutti gli adulti scout. Però ci rendiamo conto che quello che è tornato indietro è come quando andiamo a votare, no? Che poi purtroppo siamo al di sotto del 50%, cioè che non ci ritorna la voce di tutti. Allora questo è un invito per il nostro sogno futuro. Noi dobbiamo lavorare di più, dobbiamo prendere esempio alla comunità di Como e altre comunità che tanto si sono impegnate e ci hanno risposto. Io credo che all'interno delle nostre comunità noi dobbiamo lì andare controcorrente. Non è sicuramente a livello nazionale, ma il movimento cresce a livello delle nostre comunità. Le idee che vengono dal basso, nel portare ai nostri magister, ai nostri segretari regionali, quella che è la voce di ognuno di noi.
perché voce condivisa in queste assemblee. Quindi, come è bello rivederci qui in tanti e tantissimi, io credo che anche quando portiamo avanti una documentazione, un'azione, un modo di lavorare, a livello di comunità dobbiamo dire la nostra, dobbiamo essere noi partecipativi, essere noi cittadinanza attivi di noi stessi. Io credo che questo sia il metodo giusto. Non ci sono altri interventi, passerei alla votazione. Io faccio presente che il patto si approva a maggioranza non quella qualificata dei 2/3 e ricordo che per voti espressi si intendono anche le astensioni, ok? Quindi i 2/3 devono essere di voti favorevoli, le astensioni si aggiungono a quelle dei voti contrari, ok? E questo deve essere chiaro perché qualcuno magari si astiene pensando che il suo voto non abbia alcuna rilevanza e invece ha una rilevanza anche l'astensione, d'accordo? Allora, procediamo a votazione. Quanti favorevoli? Giusto. Anche qua. Avete contato qua? Qua avete contato? Ehi, avete contato? Sì. Anche questo. Scusa, ma non fanno prima di dietro? Allora, si possono passare le palette. I voti contrari. C'è nessuno, tutti contrari. Ci siamo con i voti contrari? Adesso alzano le palette gli astenuti. Però è giusto che ci sia il proteggio anche perché parliamo del patto comunitario, quindi ha una sua rilevanza. Sto figlio, sto mare, io sono Cesare. Allora,
I votanti sono 376, voti contrari 0, astenuti 2, favorevoli 374. Il nuovo patto comunitario è approvato. Veramente un grande ringraziamento al Presidente Massimiliano Costa, al Segretario Mimmo Cotroneo, al Consiglio nazionale e al Comitato esecutivo. Al Presidente in modo particolare per questo servizio svolto, ma soprattutto in questi 6 anni per la relazione che ci ha presentato. Una relazione che non è un documento asettico, ma è, a mio avviso, il riflesso di un cammino condiviso, fatto di ascolto, fatto di presenza, fatto di ricerca e di senso. Direi che ha quasi l'odore della polvere dei passi di questi 6 anni. 5 punti in modo sintetico che mi sono rimasti un po' impressi. Il primo è comunque che c'è questa visione profonda della realtà, cioè la relazione veramente offre uno sguardo ampio, capace di leggere il mondo, il paese, la Chiesa, la condizione appunto degli adulti, unendo analisi e speranza. E non è sempre poi così facile trovare parole di speranza in questo tempo. Il Masci ha bisogno di questa intelligenza. Secondo, la cosa fondamentale e importante è che rimanga sempre questa vicinanza alle comunità, che non ci sia questo divario, non ci sono basi ed altezze. Quindi deve esserci sempre questa relazione continua, perché il Masci non è un centro ma è una rete viva di comunità. E sicuramente la presenza della Presidenza anche a livello locale, nelle regioni, nei nostri consigli regionali e in visita alle comunità, riflettono anche all'interno di questa relazione, proprio rafforzano questa consapevolezza rispetto alla nostra identità. La terza è l'attenzione all'adulto di oggi, in cui emerge con tutta la sua fragilità, la solitudine, ma anche c'è una forza generativa. Il Masci quindi si rivolge a un adulto reale, riaffermando la radice educativa dello scoutismo. Tanti sono i passaggi all'interno della relazione. Si capisce che c'è stato anche questo cammino sinodale, che è quel processo di conversione che ci interpella come battezzati. La Chiesa quindi come spazio di accoglienza e partecipazione. Questo è lo stile che il Masci incarna. Non da ultimo lo sguardo al futuro. Il tema di questa assemblea, sogni condivisi per costruire il domani. È una chiamata alla corresponsabilità, al passaggio generazionale e ai nuovi modi di vivere il servizio e la comunità. Ecco, quindi per tutto questo voglio ringraziarti Massimiliano, voglio ringraziarti Mimmo, ringrazio il Consiglio nazionale e appunto il Comitato esecutivo per averci accompagnati con sobrietà, passione in questi 6 anni. Grazie per averci ricordato infine che i sogni, quando sono condivisi, diventano forza che costruisce. Grazie e buona strada a tutti. Mi dicono che in fondo si sente poco perché c'è sempre continuo brusio. Allora invito chi
in fondo deve parlarsi, di farlo in un ambiente un po' distaccato rispetto a questa aula assembleare. Grazie. Allora, adesso dovremo passare ai voti. Mentre chiedo a Mimmo di venire a precisare le modalità, do due notizie tecniche. Allora, il primo è sulla verifica della validità dell'assemblea. Gli eventi di rito all'assemblea sono 486, ok? Lo statuto dice all'articolo 17 che è valida l'assemblea che ha almeno il 60%, ok, degli eventi di rito presenti. I presenti sono 428, per cui siamo abbondantemente, diciamo, al di sopra. L'assemblea è assolutamente valida. I presenti sono oltre 700, 428 delegati ovviamente. Bene. Allora, per passare alle votazioni abbiamo cercato, per facilitare, non per fare discriminazione ovviamente, di raccogliere i delegati nelle prime file centrali e laterali, però non sempre è possibile, perché è ovvio che qualcuno, anche qualche coniuge, qualche amico e accompagnatore si è potuto sedere qui vicino a voi. Allora io prego nelle votazioni di alzare all'astensione, al contrario, al favorevole, soltanto chi ha il beige rosso, che come vedete dall'altra parte c'è scritto delegato. Quindi prego invece chi ha il beige azzurro di stare seduto, insomma di non alzare il beige. Quindi alziamo soltanto i beige rossi per votare secondo la chiamata che farà la Presidenza. Così anche per le altre votazioni. Grazie. Benissimo. Allora, preciso un'altra cosa. Diciamo che la relazione del Presidente si intende approvata se ha la maggioranza assoluta, cioè il 50% più 1 dei delegati. Non siamo in presenza di variazione di statuto o del patto comunitario, che ci vuole la maggioranza qualificata. Per cui direi agli scrutatori di mettersi in posizione. Ok, così verifichiamo anche quanti siamo presenti poi a votare, e direi alzino la palletta chi è contrario alla relazione del Presidente. Spero che si sia capito. Chi è contrario alla relazione del Presidente? No, siccome non vedo proprio nessun movimento. Quanti sono? Zero. Quanti sono gli astenuti? Bulgari. Complessivi. Allora, con 2 astenuti la relazione del Presidente è approvata. Volevamo far tutti così? Vai Benissimo. E per la foto. Direi che soprattutto noi da questo lato possiamo anche così vedere un po' di colore. Chi è favorevole? Alzi la palletta. Per la foto. Benissimo. Allora, prima di procedere invece al patto comune,
che ci viene presentato dalla nostra alla comunicazione. Okay? Siete bellissimi da qui, molto comunicativi. Allora, grazie alla lungimiranza del nostro presidente, il nostro segretario, in questo triennio si è molto puntato sulle immagini. Ne abbiamo raccolte molte, oltre le 2000 abbiamo smesso di contare, perché veramente sono tantissime, e in questi 3 giorni le varie fasi dell'assemblea saranno scandite da alcune clip alle quali hanno lavorato in queste ultime settimane i membri della pattuglia della comunicazione. Il primo video che vi proponiamo ci ricorda un'esperienza molto sentita. Abbiamo parlato della pace con la nostra preghiera iniziale, dunque abbiamo pensato di farvi ritornare alla mente l'esperienza della luce della pace dell'anno scorso. Questo video montato da Pietro Zago, che sta pensando anche a registrare il ricordo integrale della nostra assemblea, è accompagnato dalla canzone che avete già sentito di Gian Vittorio Pula, La pace verrà adesso. Se tu credi che un sorriso